Nassu in America, il jazz peut être considéré un reflex de la diversità della cultura e dell'importanza dell'individuo de sto paese. À la base, ghin la disponibilità a tutte influenze e all'espressione personale attraverso l'improvisazione. In tutta la sua storia, il jazz la cavalca il mondo della musica popolare e della musica d'arte, con slargas fino al punto in del quale il suo stile varia tanto fra di loro e fa apparire un artista completamente estraneo a un altro, insomma, un mescios di culture musicali. Il jazz è cresciuto in i primi decenni del XX secolo. I suoi radici comprendono tante tradizioni di musica popolare afroamericana, quali i spiritual, i folk song e il blues. Il lino patrono ne ricorda che, se tamburi arrivavano dall'Africa, i fià erano invece un'eredità portata in the States dall'Europa ed una al jazz anche dei migranti italiani. In stu caldaron è stata aggiuntata gran parte della musica del XIX secolo, march, musica tradizionale, musica istruita, eccetera, incluso il ragtime, un stile pianistico suona anche da intere orchestre. Gli elementi distintivi del jazz includono schema ritmico caratteristico, pratica armonica collegata, ma minga compagni, all'armonia funzionale e alla pratica dell'improvvisazione.